Ajjecha obboleessa keenya Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee torbee lamaaf addunyaan gurra ishee gara uummata Oromootti waan deebiste fakkaatti. Arrabs ittumaayyuu addunyaa guutuun magaalaaleen gurguddaan Kaanaadaan, Awustiraaliyaan, Ameerikaan, Ingilaand, Jarman, Xaaliyaan, Faransaay guutummaa guutuutti mormii uummata Oromootiin waan goolamaa oolan fakkaatu. Anis biyya Xaaliyaan magaalaa Roomaatti argamee hawaasa biyya sana jiru wajjiniin mormii koo dhageessaa ooleera. Garuu waan adda ta'e tokkon arge. Paarlaamaan Xaaliyaan yeroo jalqabaaf gadi ba'ee uummata Oromoo dhaga'uu duwwaa otoo hin ta'in barattoonni yuunivarsiitii Miilaan warri orijinaalii Xaaliyaan ta'an qaamaan argamanii xalayaa dhimma Abiyyi Ahmediif Itoophiyaa irratti qorannaa geggeessan paarlaamaaf dhiyeessaniiru. Paarlaamaanis kana dhaga'uudhaan uummata keenya gara paarlaamaatti simatee dubbisee jira. L'attuale tumulto in Etiopia è il risultato dei successivi sovrani di Abissinia ed Etiopia. È sufficiente osservare le atrocità accumulate dal 1880 al 2020. Sente? Sì. E qui di seguito sono date osservazioni basate sul tempo. Dal 1880 al 1930, con l'aiuto dell'arma europea, Menelik la seconda conquista e l'occupazione del territorio di Oromo al fine di controllare le fertili terre e risorse. No, letti dhaga'amaa jira. Menelik II e i suoi soldati usarono forze brutali e massacrarono Oromo nel nome di unire l'impero abissino con altre nazioni. Menelik II stabilì la sua residenza principale e guarnigione nella capitale dell'Oromia Finfine e concesse ai suoi coloni armati da terre del nord e allo Stato 2/3 della terra di Oromo. Menelik II e l'occupazione del suo colono furono sostenuti dalla forza lavoro dei contadini di Oromo. Dal 2018 al 2020 c'è un governo di transizione fino al maggio 2020. È stato pianificato e istituito un governo di transizione all'inizio del 2018 guidato da un giovane promettente, Dr. Abiy Ahmed. Ahmed ha invitato tutti i leader politici e i partiti a esercitare i loro diritti costituzionali per esercitare il loro diritto di esistere secondo la Costituzione e molte persone di Oromo speravano che il cambiamento fosse all'orizzonte. Tuttavia Ahmed e le sue politiche hanno iniziato a spostarsi verso la sua amministrazione annunciando piani per sostituire il Fronte Democratico Rivoluzionario del Popolo Etiope da parte del PD, il Partito di Prosperità Etiope. Il dottor Ahmed ha affermato che questo sarebbe un partito unificato piuttosto che una coalizione di partiti etnici, contrapponendosi ai sentimenti della Costituzione. Proprio come i suoi predecessori iniziarono a lavorare contro la volontà del popolo, un buon esempio è la costruzione di una statua in onore di Menelik II, brutale imperatore, il governo unitario da cui è partito Menelik II. Il tentativo del dottor Abiy Ahmed di far rivivere il vecchio sistema con la collaborazione della colonia coloniale lo ha esposto a critici come Hacaaluu Hundessa. È chiaro che la sua morte era motivata politicamente. Grazie. Allora, dagli a lui, giustizia per Hacaaluu Hundessa, la verità giustizia Hacaaluu Hundessa, tutti insieme, perché il motivo per cui siamo... Verità e giustizia per Hacaaluu Hundessa. La verità e giustizia per Hacaaluu Hundessa. Bravo. Verità e giustizia per Hacaaluu Hundessa. Verità e giustizia per Hacaaluu Hundessa. Verità, giustizia per Hacaaluu Hundessa. Verità, giustizia per Hacaaluu Hundessa. Verità. Jira. Bilisummaan ni baafanna. Xalayaan baay'ee ija qabeessaa fi gati jabeessa ta'e barattoota yuunivarsiitii Miilaanii fi jiraattota magaalaa Roomaatiin qophaa'ee magaalaa Roomaa keessatti hojjettoota paarlaamaa Xaaliyaaniitiif yeroo dhiyaachaa turetti
hojjettoonni paarlaamaa Roomaa xalayaa kanatti baay'ee ajaa'ibsiifachuudhaan namoota keenya keessaa filanii gara paarlaamaatti ol fudhachuudhaan dhimma Oromoo irratti wajjin dubbataniiru. Kun asumaan ergaa guddaa kan of keessaa qabuu fi Oromoo addunyaa irra jiru waan tokko kan barsiisudha. Bakka hiriira nagaa baanu hundumaatti xalayaa afaan warra sanaan barreessinee balbala paarlaamaa fi paarlaamaa keessatti hidhannee dubbisuu fi isaanitti kennuun qabsoo keenya fuula duratti hammam akka inni tarkaanfachiisu kanarraa baruun hin danda'ama. Chiediamo la libertà, la giustizia. Noi, il popolo di Oromo, è stato sempre generoso e cuore largo. Mai ha detto che altre razze non devono vivere con noi. Siamo sempre con cuore aperto e generosi. Quindi vogliamo solo la giustizia e la libertà. La libertà per noi sempre, siamo da 150 anni che stiamo sotto lo schiavismo, quindi basta e basta. E il governo etiope deve smettere di mettere sotto il popolo Oromo e non ce la facciamo più. Quindi chiediamo solo la giustizia e liberi i nostri religiosi, devono essere liberati. Sono emozionata, scusate, e la morte di Adriano Undessa. Ho perso 4 sorelle con questa lotta, abbiamo lottato tutta la vita, ho perso tutta la mia famiglia con questa lotta. Adesso Adriano Undessa mi fa male tanto, non ho mai sofferto come ho sofferto con lui. Sono stata adesso in Etiopia, io sono tornata da poco, però non voglio più tornare in quel paese finché il mio popolo è libero da tutto. Non voglio più tornare. Scusate perché sono emozionata e sto tremando. Sto chiedendo al dottor Abiy Ahmed, che lui dice che sono Oromo e lui si ha un po' di sangue di Oromo, non ammazza tutti, le donne incinte, i bambini. Scusate, io adesso non sto dicendo bugie perché sono stata con i miei figli da poco in Etiopia, quindi sono morti 9 persone vicino a casa mia. Basta, non è vero che lui dice e adesso siamo liberi, abbiamo vinto, siamo noi al governo, non è vero che siamo noi al governo, ha fatto tornare quello che è passato 150 anni fa, capito? Io non voglio nominare nessuno, non sto dicendo che altre razza o altre etnie non devono stare con noi, anzi siamo contentissimi, la differenza è la bellezza. Quindi noi vogliamo solo il nostro diritto, è il nostro diritto di essere liberi, basta! Basta! Vogliamo giustizia, Voraggiano. Io dico, chi ha ammazzato il nostro fratello sicuramente non è nessuno della razza di me, siamo 84 razze, quindi chi ha ammazzato sta nel governo, scusatemi, lo sa il governo, quindi e lui deve fare giustizia, lottiamo per sempre finché non siamo liberi, anche se rimaniamo in pochi e basta, adesso è finito il tempo di stare in silenzio, basta il silenzio. Grazie, scusate, sono emozionata. Abiy Ahmed Minilik Afaan Oromoo dubbachuudha Minilik gaafa du'e afaan har'a du'aa ka'ee afaan Oromoo dubbachaa jira Tigiriffa dubbachaa jira nama burjaajessaa jira. Attaccheensa kumbeetu Attaccheensa kumbeetu
abdiin sumayomillee abdiin sumayomillee maasangamaala bambaatu talba facaafata taati talba facaafata taati tokko du'ee tokko nyaaru wal gagalaafata taati wal gagalaafata taati emulee yaa gargajiisa walabii maaltu gadhiisa emulee yaa gargajiisa oromiyaa maaltu gadhiisa emmoo badala aanimmaan gariini kun shaniin bitata kun shantamaan bita gariini yaa lamaa gawwee Nuti Oromoodha. 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 Kaayyoon keenya. Kaayyoon keenya. Kaayyoon keenya. Bilisummaadha. bilisummaadha. Qabsoon keenya. Qabsoo keenya. Qabsoo. Qabsoo Bilisummaati. bilisummaati. Nuti nama kamiinuu Nama kamiinuu ajjeesuuf, ajjeesuuf, buqqisuuf, buqqisuuf, dhabamsiisuuf miti. dhabamsiisuuf miti. Garuu warra nu dhabamsiisuuf nutti dhufan. Warra nu dhabamsiisuuf nutti dhufan Ittiin mormina. hin mormina. Ittiin mormina. Ittiin mormina. Kaayyoon Minilik. Kaayyoon Minilik Hin balaaleffanna. hin balaaleffanna. Warra harka muraa. harka muraa, Harka muraa. harma muraa Nurratti faarsu. nurratti faarsu Minilikin adda baafnee. Minilikin adda baafnee Hin ilaallu. hin ilaallu. Hin ilaallu. Hin ilaallu. Hin ilaallu. Hin ilaallu. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Abiy Ahmed. Minilik. Elabe wawae oahin argane Ni bilisomti. Nuti. Oromoodha. Oromoodha. Kaayyoon keenya. Kaayyoon keenya. Kaayyoon keenya. Bilisummaadha. bilisummaadha. Qabsoon keenya. Qabsoo keenya. Qabsoo. Bilisummaati. bilisummaati. Nuti. Adaggeessa kumbeetu Adaggeessa kumbeetu. Adaggeessa kumbeetu Abdiin sumayomillee abdiin sumayomillee maasangamaala bambaatu talba facaafata taati talba facaafata taati tokko du'ee tokko nyaaru wal gagalaafata taati wal gagalaafata taati emulee yaa gargajiisa walabii maaltu gadhiisa emulee yaa gargajiisa oromiyaa maaltu gadhiisa emmoo badala aanimmaan gariini kun shaniin bitata kun shantamaan bita gariini. Goofare analoota yaa bala goofare ando gurbaa yaa bala goofare yaa bala goofare. Keenya sheeburree ishii kennu akkana galmatu elmatu barame kanuuf galchuu ni gammalee. Yoon beekne dubbii keessaa Akka nama ciibidda keessa dibanii dhuguu akka yaadan raaqumaaf jirra malee. jiru obsinaa meeshaa akka fakkaate Nandawina nannaka yakkum nyaate amma shagge sulala qalamuun nyaarre biyyooti ishee dabala. Grazie che è morto, politici nostri che stanno in galera, non è solo per il popolo oromo, fanno sacrifici anche per tutti il popolo Etiopia. Per cui tutti i progetti nostra, italiana voglio dire, stanno dentro provincia Oromo. Gli italiani hanno business, un grande business con Etiopia, però il problema adesso è che ci stanno mezzi anche italiani, nel senso ci danno progetti di loro, con quelle dove c'è adesso massano ogni giorno un sacco di persone, buttano in galera un sacco di persone. Però quando è venuto questo governo nuovo, come sempre, il Stato italiano ha dato un grande aiuto. Conti amico di Abiy Ahmed, Conti lo sa, politici italiani lo sanno, però Etiopia ancora, questa persona ha preso anche una persona che quando arrivava noi tutti vogliamo bene, però ha cambiato tutto, ha cambiato politica, lui sta andando politica vecchia, quelle che era Minilik, Haile Selassie,
sistema che non esiste al mondo in questo momento. Per cui io dico, io sto qui in più di 20 anni, pago tassa, sono italiano, però mia forza non sta morendo, stanno ammazzando. Per cui dico direttamente, Presidente Conti, Presidente della Repubblica, tutti i politici italiani, lo so che c'è diversi tipi di politici, destra e sinistra, però noi, tutti quelli che mi aiutano, non è cambiamo politica italiana, perché io, se uno lavora per questo paese, se uno cambia questo paese, quelli che cambia paesi, quelli che lavorano bene per il popolo, per me è uguale. Però da noi non è come qua, da noi, nel senso, a casa mia, non è come qua. Siamo ancora indietro, gente adesso mettono, perché come prima ha detto ci stanno diverse etnie, adesso 3 etnie grandi, uno Amara, Oromo e Tigre. Per cui fanno queste, specialmente Amara e Oromo, fanno come Oromo non vuole, perché in più di 10 milioni di Amara vivono da noi, la provincia Oromia, vivono da tanti anni, paesi loro, hanno il diritto di vivere, rispettare la lingua Oromo, rispettare la cultura nostra, vivere insieme, siamo uguali. Però i politici usano per il sistema di loro, fanno litigare, fanno ammassare, mandano la persona loro, ammassano una Amara o un Oromo, dicono che ha ammazzato Oromo o dicono che ha ammazzato Amara. Questo è un sistema che non esiste al mondo. Per cui noi diciamo oggi qua, prima di tutto, il diritto di ragazzo, quello che ha detto prima, che hanno detto tutti quanti, non si sa adesso questo ragazzo famoso che ha ammazzato. Stava dentro la macchina sua, vengono persone che non si sa, hanno ammazzato, però hanno ammazzato Abiy Ahmed. Hanno ammazzato Abiy Ahmed. Questo diciamo, non è che dico io, tutto il mondo lo sanno, loro lo sanno, però dicono ammazzato l'altra politica o diversi politici mettono sopra l'altro, però loro lo sanno. Comunque lo sa anche il popolo Etiopia, lo sa anche il popolo Oromo che è ammazzato a Jalundesa. A Jalundesa non è morto, lasciato migliaia di Jalundesa. Per cui ti ringrazio poi per tutto quello che abbiamo fatto prima nella sessione. Però vogliamo che il Stato italiano subito ferma l'aiuto di questa Abiy Ahmed, quella fascista. Leggete il giornale, vedete la news internazionale, si vede, perché Italia anche come persone, diciamo, non è popolo come dicono una volta fascista, no. Fascismo tempo suo, Mussolini ha lasciato un sacco di bella cosa da noi, ponti, ospedali, scuola, università, fino ad oggi usiamo quello, guerra per tutti, molti italiani e molti anche noi, 1000 persone al giorno hanno disaparato, tutte e due parti, tempo di guerra voglio dire, per cui anche come persone italiane non è cattivi, perché il problema è stanno anche vicino all'Africa. Io ho girato in Africa, dove vado vedo italiani che aiuta persone, che fa diverse scuole di religione, eccetera, eccetera. Non è cattivo, però lo so che avete interessi vostri in Etiopia, però l'interesse vostro non è da Abiy Ahmed, sta in Oromia. Questo, se si ferma...